Ammazzare cristiani siamo sempre allegri e questa è una cosa bellissima. Vite una crozza su cannone, fui curioso e ci cose spiare, e da me rispondi comprando l'ore, morivi senza tocco, e tu ora che sogno io all'80 anni, chiamo la vita e morte, ma risponde giù la lera, la lera, la lera, la lera, la lera, la lera, la lera. La cosa meravigliosa di voi gente che venite ai nostri concerti è che vi accontentate sempre della stessa scaletta. Questa è una cosa che vi fa veramente onore. Io vi rispetto sia come uomini che come donne che come pubblico. Hai fatto una variazione, no? Bravo. In modo tale che la gente apprezza i nostri sforzi. Bene, allora Davide Coraci, visto che ci sono persone che vengono dal nord, tipo lei, no, oramai Guttia Laio, sappilo, ce l'ho con te tutta la sera, ce l'avrò con te fin quando non verrai a picchiarmi, io ce l'avrò con te, ma anche con loro comunque, si vede che siete del nord, no? Vabbè, nord è relativo, Favignana è a nord, rispetto a noi è a nord, anche la Calabria è a nord, va. Chi è che è del nord? Lei? Ma lei è spagnola perlomeno, no? Spagnola di Caia? Di Favignana? Del nord? Ah? Che nord di chi so che c'è? Bene, adesso per quelli del nord appunto io canterò in siciliano e Davide Coraci, che è un professore laureato in glottofilobloccologia, vi tradurrà tutto. No, tranquillo, compa, sei sul terreno franabile. Dice, ma è friabile? No, è fria. Allora, perciò quindi dicevo, Davide, traduci queste mie parole. Translate these my words. No, con calma, tanto non è che cazzo non è. No, cioè, ho detto bene, translate my words. These my words. These my few words. Translate and don't use guess mai. La versione originale di Vittina Crozza, per tutti voi ignoranti. Vittina polla sopra o finestrone. Solo finestre ci sono, combattuti. Tranquillo, non arriva nulla. Ho visto una donna di facili costumi sopra un balcone. Ecco, per tutti voi che siete del nord, donna di facili costumi uguale polla. Lui curioso e ci... Salute. Grazie. No, ma era il C nel senso particella pronominale. Sono stato curioso e lei... Ma perché ti sogno una mante mi dice lei? Ah, lei nel senso di lei particella... Chi sta particella pronominale? Non è particella pronominale, lei che cosa? Lei è levate. Troncamento di levate. Cose spiari. Ho voluto chiedere. Col passato prossimo. Bravo. Lei mi ha risposto. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte, che cresce piano piano, se poi ti spogli, che cresce piano piano, io parlo al ritmo, dentro c'è il tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una sera, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo, e vola vola si sa, sempre più in alto si va
piano, se cade il mondo, allora ci spostiamo, se cade il mondo, allora ci spostiamo. E vola, vola, si sa, sempre qui in alto si va, e vola, vola con me. Ti fai schifo perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone, per la confusione, vai dentro di me. Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria, se mi innamoro, se mi innamoro sarà di te. Se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro sarà di te. Che confusione, veramente è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, tu non fai un cazzo, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre qui in alto si va, e vola, vola con me. Basta una sola canzone, mi fai impressione, fuori e dentro di me. E vola, vola, si sa, sarà perché ti amo. E vola, vola con me, sarà perché mi amo. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone che fa confusione, fuori e dentro di me. Chiama Responeo. Lei mi ha risposto Mezzo milione 500.000 e lire, in euro fa 250 euro, e in dollari canadesi, 250 dollari canadesi, ma col Nasdaq in ribasso. 149. Che sei zitto. E io ci dissi oh, e io le ho detto oh, Soran Funcione. Ora te lo traduco pure in italiano. Tu credi che sia una cosa volgare, in realtà è una cosa gastronomica. questo grande fungo. Minchia che siamo bravi. Sarà perché ti amo. Mamma. Continuiamo con questa scia di